Federico, grazie intanto, il tuo corto Resti. Partiamo dall'idea, perché c'è un gruppo d'amici, succedono delle cose, c'è un luogo abbandonato, quindi l'idea, insomma, da dove è nata? Ma l'idea è arrivata un po' dalla commistione di due cose. Una è il ragionamento un po' ossessivo che porto avanti da tempo su appunto il rapporto nel tempo tra le cose, quanto le cose si toccano a distanza di tempo, quanto è un po' questo, e un'immagine che in realtà all'inizio era un sottoponte, quindi sempre luoghi un po' liminali, a confine, poi nel processo effettivo di ricerca della location è diventato il luogo che c'è nel cortometraggio, e quindi un pochettino abbiamo cercato di, esplorando quest'idea sul rapporto che una persona ha con il suo passato, con quello che ha vissuto, con quello, e partendo da questa base un po' più visiva invece materiale di questo contesto di questi ragazzi che si perdono in un luogo liminale e nel perdersi trovano qualcosa, abbiamo insomma un po' trovato quello che è uscito dal cortometraggio. È stato un processo un po' caotico quello di scrittura, però alla fine. Una curiosità, qual è? Perché sono appassionato, forse come te, di luoghi abbandonati, insomma, desueti, che comunque hanno anche vissuto una vita, perché poi chiaramente se entri in un luogo abbandonato, qui a Venezia c'è un albergo sul viale, da 10 anni è chiuso, e io immagino cosa ci possa essere dentro. Io ti chiedo, qual è il luogo abbandonato che hai visitato e comunque ti è rimasto impresso? Se ti è capitato, chiaramente. Allora, a me piacciono i luoghi abbandonati, però forse i luoghi che preferisco sono quelli che vengono abbandonati costantemente, Ok. quei luoghi liminali che a un certo punto sembrano abbandonati ma continuano, banalmente, i stabilimenti balneari d'inverno, per fare un esempio, quel tipo di abbandono in cui poi torna la vita, ma appena non c'è più bisogno diventa un cimitero di qualcosa, quindi non ti saprei dire forse il luogo, però questa categoria, questa tipologia particolare di luoghi abbandonati forse è quella che mi colpisce di più, che mi attrae. Sfatiamo un mito sui cortometraggi, perché si parla sempre che il cortometraggio è più facile da girare rispetto a un lungo. Invece credo che concentrare una storia in un quarto d'ora, 10 minuti, 20 minuti sia una sfida non da poco. Quindi insomma, un tuo parere su questo? Allora, non ho mai fatto un lungo, quindi chiaramente ho una prospettiva parziale sulla cosa, però effettivamente la difficoltà del corto è sempre la sintesi, nel senso che mentre scrivi, mentre giri, il ragionamento è sempre impostato su quanto è chiaro e quanto posso permettermi di aggiungere per chiarificare, quanto è giusto aggiungere. Quindi per me almeno l'elemento di sintesi del cortometraggio, che ha una complessità insomma da affrontare, perché trovo più difficile con poco riuscire a esprimere quello che vorrei che con tanto, quindi secondo me è un po' questa la difficoltà più grossa del cortometraggio, il fatto di dover concentrare un pochissimo qualcosa che comunque sia abbastanza importante da voler raccontare, ma trovando la sintesi che, non so, secondo me, per me sono sempre stati una buona guida i racconti, dove c'è una storia anche nobile a cui guardare, un po' più lunga di quella del cortometraggio. Poi ci sono esempi clamorosi che mi fanno uscire di testa, però sono anche più difficili da reperire i cortometraggi, perché spesso poi spariscono, no, tra festival, è un po' più difficile da accedere. I racconti, un po' su quello io cerco di calibrarmi, su capire come gestire una narrazione così breve, perché alla fine è una narrazione a cui siamo meno abituati come spettatori. Come ultima cosa ti chiedo, quali sono i tuoi riferimenti cinematografici, il regista qui, insomma, che guardi? Ma ne ho un po', allora, sono abbastanza ignorante io cinematograficamente, nel senso che ho cominciato a coltivare l'amore per il cinema abbastanza di recente, un po' dopo l'amore per farlo, perché sono partito facendo i cortometraggini con gli amici, quindi mi sono prima appassionato forse a fare il filmino con gli amici che al cinema. Quindi più che registi singoli di cui davvero ho una conoscenza profonda, ho dei riferimenti forti come film che mi hanno colpito tanto, che continuo a tornare. Probabilmente quelli più importanti faccio una triade, non so, Il posto di Olmi, mi fa impazzire, Tree of Life di Malik, un po' inflazionato però, non so, mi tocca molto. La città incantata di Miyazaki, quindi vado su cose Totalmente tutte opposte, però interessantissimo. Grazie Grazie a te. mille, grazie Federico, grazie.